Nella sede generale dell'ULSS 4 si è tenuta questa mattina la prima conferenza stampa del nuovo direttore generale, il dottor Mauro Filippi, che ha tracciato le priorità per i prossimi 5 anni di mandato. Credo che la priorità sia quella di chiudere la partita Covid con le vaccinazioni, proseguendo e facendone tante il più possibile e ovviamente anche lavorando sul tema della prevenzione, quindi con i comportamenti, con le misure di contenimento e di prevenzione che abbiamo più volte ribadito, perché se da un lato si lavora col vaccino, dall'altro lato bisogna non dimenticare che i comportamenti fanno la differenza. Per i prossimi 5 anni dunque il lavoro proseguirà sul fronte degli ammodernamenti dei 3 ospedali di San Donà, Jesolo e Portogruaro, sull'attività verso l'extraregione e sull'assistenza delle situazioni di fragilità. Sul fronte dell'assistenza territoriale credo che la differenza la faremo se riusciamo veramente a intercettare la fragilità e la cronicità e a gestirla nel territorio, evitando così di intasare l'ospedale che invece deve lavorare con gli acuti. Chiaramente territorio e ospedale dovranno lavorare sempre di più in integrazione, con percorsi condivisi, con la presa in carico condivisa degli utenti e forse anche potremo sperimentare qualche approccio assistenziale innovativo per riuscire a dare sempre di più risposte qualificate ai cittadini, anche con la collaborazione dei medici di base e non escludo anche chiaramente con la collaborazione dei comuni che insomma toccano con mano quella che può essere la fragilità dei loro cittadini. ULSS 4 che punta ad innovare, nel frattempo c'è anche una squadra da integrare. Quali sono i prossimi step e le tempistiche con le quali integrerete le due figure che mancano principali, direttore sanitario e servizi sociosanitari? Sì, sono tre, perché c'è anche ovviamente il direttore amministrativo che è quello che ci tiene a posto i conti e chiaramente cerco persone che abbiano competenze tecnico-professionali ma anche relazionali, che sappiano guidare e motivare i loro team, che lavorino bene in squadra e che abbiano come diciamo, obiettivo la persona. Ecco, non solo l'attività, non solo la tecnica, non solo la procedura, ma che abbiano in mente che qui lavoriamo per le persone e con le persone, quindi abbiano questa componente relazionale che per me è fondamentale nell'attività che facciamo. Prende questo incarico in un momento delicato perché le curve sono in leggera risalita. Cosa si aspetta da questo periodo? Sì, il momento è delicato e speravamo che ci fosse una discesa molto rapida della curva, così non è. Mi aspetto ovviamente che si possa vaccinare rapidamente il più possibile e quindi che arrivino i vaccini, noi siamo pronti per farli e mi aspetto, come ho detto, tanta responsabilità da parte di tutti nei comportamenti che teniamo al di fuori, diciamo in strada, nei luoghi di ritrovo, a casa propria, perché questo farà la differenza. La curva è scesa decisamente rispetto a tempo addietro, non sta scendendo così velocemente, abbiamo sempre la nostra decina di casi al giorno, stiamo guardando sempre con attenzione per controllare appunto l'andamento dell'epidemia. Non abbiamo situazioni diciamo di forte rischio, però è una situazione che va attenzionata. Il gioco è questo, insomma, vaccinare rapidamente le categorie a rischio. Abbiamo terminato gli operatori sanitari, abbiamo terminato le strutture per anziani, stiamo completando l'area della disabilità e della salute mentale, che sono i contesti diciamo, che erano potenzialmente più a rischio. Abbiamo già avviato la vaccinazione con le coorti degli ultra ottantenni e con il personale della scuola secondo il piano vaccinale della regione. Quante scuole vi preoccupa? Il fronte scuole ci preoccupa nella misura in cui, come dalle altre parti, non si osservano i comportamenti che sono necessari per evitare la diffusione del virus. Insegnanti, genitori sanno perfettamente che cosa deve essere fatto, chiediamo a loro di parlare, di far capire ai ragazzi l'importanza di questi comportamenti. Questo è un momento in cui veramente dobbiamo dare il massimo per riuscire ad andare fuori dalla pandemia.